Situazione meteorologica: una saccatura di matrice atlantica tenta l'intrusione nel Mar Mediterraneo, portando con sé piogge abbondanti e neve copiosa anche a medie quote sull'arco alpino sud-occidentale. Nel corso del pomeriggio e in serata aumentano le precipitazioni a ponente, anche intense nelle zone interne, mentre il settore centrale sarà nuovamente ai margini. Quota neve inizialmente sui 1000 metri sulle Alpi Liguri e Bormida, nel corso della serata graduale calo fino a 400-500 metri, localmente in fondovalle in concomitanza con le precipitazioni più intense. Tra il tardo pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche a levante, tranne che sullo Spezzino. Vento forte da nord-nord-ovest sul Savonese Genovesato, raffiche localmente superiori ai 70 km/h agli sbocchi vallivi e addirittura salgono a 80-90 km al largo delle coste imperiesi. Moderati da nord-nord-est a levante per tutta la giornata, mare stirato sotto costa mosso al largo, molto mossi o agitati al largo i mari delle coste imperiesi. Temperature in calo nei valori massimi che saranno compresi tra 8 e 15 gradi. Per domani, martedì 23 dicembre, la Limete prevede ancora una giornata fortemente perturbata, in particolare al mattino, neve copiosa oltre gli 800-1000 metri sulle Alpi Liguri, 700-800 metri in Val Bormida, precipitazioni tra il debole e il moderato altrove con qualche fiocco di neve possibile sulle vette avetane. Vento in rinforzo da nord-nord-ovest su Savonese e Genovesato, raffiche localmente superiori ai 70-80 km/h agli sbocchi vallivi, vento moderato da nord-est sul Levante. Mare stirato sotto costa tra molto mosso e agitato al largo e temperature senza variazioni di rilievo.